però bisogna avere l'onestà intellettuale, perché quando si parla delle cose si deve essere onesti. Io ho un volantino che non esce per i soldi, dicono parlo sempre di Angelo Ottavo fuori perché non ha colpa, lo hanno obbligato, non ha colpa, ma dice potenziamento sistema centralizzato e telecamere. Ma questo qua dove cavolo vivono? Chiedo Stivali, sto parlando della Lega adesso. Dove cavolo vivono? L'abbiamo appena terminato. Ma dove vivono? Coordinamento interforze e realizzazione cittadina della sicurezza. Se non ha coraggio, se non vuole mentire, c'è la N che è incazzato nero, che non vuole la cittadina della sicurezza. Anzi, ha tentato di portarci via i soldi dalla Regione Veneto perché non vuole che lì si inseda la cittadina della sicurezza, e qui c'è scritto realizzazione della cittadina della sicurezza. Coordinamento interforze. Cioè, se è una cosa che fa il sindaco di Portogallo, ogni 2 mesi sono io con l'interforze. Sostegno per mantenere efficiente il tribunale locale e territoriale. Cioè, voglio dire, siamo andati a Roma, al di là di quello che è scritto Scarpa ieri, che è un mio carissimo amico, siamo andati a Mastella tutti quanti assieme, abbiamo convenuto, abbiamo fatto un ordine al giorno all'unanimità sul tribunale di Villa Martinelli, già deciso cosa scrivono questi qua. Controllo e monitoraggio di istituti scolastici di edifici pubblici. Abbiamo messo le telecamere su tutti i punti critici delle scuole, dei parchi. Ma scusate un attimo, l'unica differenza che penso sia una roba, realizzazione micro nido aziendali e di borgata. Allora, sui micro nido aziendali potevi fare per 35 anni ho lavorato su ipermercati con 300 persone, quindi 300 donne. I problemi dei nidi aziendali di scrivere dei romanzi, ma di borgata, che tra l'altro nel programma poi lasciami fare ogni tanto qualche provocazione. Attività socio-ricreative estive, non sempre fatti i punti estivi con le scuole, i GREST. Il rafforzamento dei servizi sanitari ospedalieri. Ma siamo andati in ospedale, scusate un attimo, poi mi fermo. È ridicola. Ci sono 2 aspetti che sono. Ho visto un comunicato della parrocchia, ce l'ho qua. Domani faranno una conferenza stampa, è firmato il parroco, il Monsignor Pietro Cesco, il Consiglio pastorale e il Consiglio per gli affari economici. Hanno montato su una roba del Pio X, secondo me non le hanno spiegato bene il sindaco candidato di cosa stiamo parlando, perché adesso il Monsignor Cesco e il Consiglio pastorale ha fatto questa circolare, domani fanno una conferenza stampa. Sugli ospedali stiamo parlando di cittadella ospedaliera, non stiamo parlando con Brescinotto che è un impresario e dice senti io voglio fare sta roba, ci scegliamo un tavolo e trattiamo. Io parlo con la regione, con lui che è ovviamente pubblico sull'ospedale e mi dice, perché poi sul programma di tavolo c'è scritto facciamo i 120 posti auto, 120 posti RSA già concordati, siamo andati già in consiglio. E la condizione che ci ha posto la regione, per chi lo vuole capire, ci ha detto guarda noi facciamo i 120 posti dell'RSA, però noi abbiamo il dispensario, abbiamo il centro di disturbi alimentari, abbiamo l'ospedale vecchio, abbiamo l'ex Ina in via Foscolo, tutti a destinazione sanitaria, non si fa niente, a meno che per il Sinotto non compri la roba e faccia uno studio medico. Se hai medici che trova fa un ambulatorio medico, non è che possa fare residenza, eccetera. Ci dicono vogliamo mettere sul mercato questa roba e fare residenza alberghi, a seconda, trattiamolo, perché noi dobbiamo incamerare i soldi dal comune di quello che vendiamo di proprietà con destinazione d'uso sanitaria e i soldi li investiamo sull'RSA, in fianco al polo ospedaliero che lì va trasferito i disturbi alimentari, la veterinaria, la psichiatria infantile, il centro di disturbi alimentari, il CERT e basta, e il centro diabetico. E dopo me lo trovo scritto sul programma di qua. Il problema è, cari amici, che se la Zaccariotto, sostenuta da Angelo Ottavo, vince San Donato 40.000 abitanti e vuole fare il sindaco e anche il presidente della provincia, chi accusa il sindaco di Portogallo e la giunta che ha fatto diventare di secondo piano Portogallo
guardo, lo farà diventare di sesto piano, perché non ci sarà nessun sindaco che non abbia l'orgoglio di difendere gli interessi dei propri cittadini, se no non sarebbe un sindaco. Io e i miei cittadini, che mi dica di Gigio, sono andato al elettorato a salvare la scuola per i nipoti elementari, ma non perché in competizione con un musulmano, ma perché ho fatto l'accordo con il sindaco di Annone e di Loncongo e ho fatto quell'accordo con il sindaco di Pramaggiore, perché è inutile fare 3 scuole, è meglio, visto che c'è una scuola con 300.000 euro per sistemi, facciamo una scuola elementare lì, perché il Pradiposto riguarda anche Mazzolada, insomma, non riguarda solo Pradiposto, e riguarda Loncon e riguarda i paesi limitrofi o le frazioni dei paesi limitrofi. Allora non si può dire salviamo la scuola o siamo sensibili alla scuola. Chi vuole, le mando a casa, qui ho il prospetto anno per anno di tutti gli interventi che abbiamo fatto sulle scuole, sono tutti numerati e abbiamo speso, lo ripeto, 7.063.154,11 sulle scuole. E secondo polo scolastico, Portogallo. E chi viene ubriacato dalle parole, i cittadini somali devono sapere che Portogallo è il secondo polo scolastico della provincia di Venezia. Su 7.000.000 di scuole di competenza del comune, non quelle superiori, la regione Veneto ha dato 150.000 euro su 7 milioni. Sapete qual è la beffa? Ma questa è la beffa, ma lo dico in comune di centro-sinistra, che i comuni che non hanno rispettato la legge che prevedeva che entro il 2004 dovevano mettere a norma gli edifici, l'anno dopo la regione ha fatto una norma in deroga. Fatto sta che il comune di Sestino su una sola scuola ha preso 300.000 euro. Non parlato di Gido, ho parlato di Sestino. Allora, se questo è il modo di governare e di continuare a governare, è bene che ci pensiate bene tutti, anche se siamo in pochi. Allora, io mi fermo qua perché voglio sentire cosa pensate voi. Su Mara io ho la coscienza a posto e sfido chiunque a dire che non ho rispettato i patti, gli elenca e così anche li rispondo. E il motivo anche perché ho detto che ho fatto l'89% delle cose, ma rispetto alla crisi economica, a seguire il teatro, a seguire la Fosfati, a seguire le intersezioni, mi ero dimenticato. Se la Regione Veneto crede di mettere tra i contributi che ha dato il Comune l'intersezione di Via di Tronzo e Via di Trieste, la rotatoria ha fatto il Comune di Portogallo. La Regione Veneto ha messo i soldi per la sistemazione idraulica. La sistemazione idraulica è di competenza regionale e del consorzio di bonifica. Non prendiamoci in giro, perché adesso sto preparando la legge, perché per dire tutte le cose che ho detto mi ci vogliono 3 pagine. E stiamo studiando col gruppo di lavoro che mi sostiene di fare una lettera perché la gente poi legga quello che scrivo. La lettera di 3 pagine. La Regione Veneto non ha dato niente rispetto a quello che poteva dare e di quello che il Comune di Portogallo ha dato. Quei signori che sono qua sanno che il Comune di Portogallo versa allo Stato 63 milioni di euro. Dico 63 milioni di euro. Ne riceve dallo Stato 3,450. Chiaro? Il Comune di Portogallo non è come il Comune di Sestino, di Caorle o di San Michele. Il Comune di Portogallo spende per il tribunale, spende per l'ospedale, spende per gli istituti scolastici, lo pagate voi cittadini e la Regione non ci dà più soldi e lo Stato non ci dà più soldi. Questa è una campagna elettorale, aiutatemi a dire il termine, mistificatoria, è falsa, non so usare il termine, è una campagna di gente che non capisce niente di politica, o poco, e che spinta da qualche voglia di cambiamento su slogan vuole cambiare. Allora i cittadini possono cambiare, anche se uno ha fatto. E chiudo dicendo che io non vi voglio essere votato per le cose che ho fatto, perché mi sono presentato, vi ho detto cosa volevo fare, voi mi dite, vabbè, cosa vuoi da me? Ti sei impegnato quando hai voluto essere eletto per fare queste cose, le hai fatte, si chiude pagina, amici come prima. Io se voglio essere votato su questo programma.
e poi voglio essere giudicato su questo programma. E vorrei che i cittadini su Maga prendessero il programma delle 5 e dei 7 candidati sindaci, lo mettessero a confronto e scegliessero sulla base del programma e sulla certezza del programma e sulla conoscenza del territorio. Perché io sono un amico di tutti, tutti siamo amici e a volte ci dividiamo e a volte abbiamo idee diverse, però almeno quando c'è la competizione elettorale voglio capire qual erano le scelte diverse dalle mie che i miei oppositori hanno in programma da fare.